Dal castello di Duino al Castel Sant'Angelo con il ponte Sant'Angelo ci trasferiamo dal Friuli Venezia Giulia nel Lazio, precisamente nella capitale, a Roma, dove ci sarà Linda Simeone che ci racconterà le bellezze di questa importante struttura, in questa importante opera d'arte, una delle più visitate di Roma, che sarà introdotta dall'architetto Marianna Acerboni. Allora, un caro saluto a tutti gli amici di Duino ebook, che è una splendida iniziativa che al momento comunichiamo all'interno di questo luogo stupendo che è il parco del castello di Duino. Un'iniziativa voluta da Massimo Romita, che ne è il presidente, e messa in funzione, in attività da Linda Simeone, con anche un misterioso viaggio a Roma per scoprire gli angeli del Bernini e anche altri angeli e altri concetti che riguardano l'angelo. Io mi trovo in questo percorso, chiamiamolo così, angelico, e devo dire che sono particolarmente, come posso dire, ispirata e attratta dal tema. Un tema meraviglioso, e mi complimento con Massimo Romita e con Linda Simeone, perché gli angeli sono, attraverso Rilke, attraverso la meravigliosa poesia di Rilke, il simbolo non solo di Duino, ma anche di questo pensiero mitteleuropeo, che poi è diventato pensiero italiano, che aleggia in questo splendido luogo. Gli angeli sono un tema estremamente affascinante ed attuale, antico ed attuale. Ne parlavo ora con una grande esperta di profumi che è venuta a presentare ieri nella mostra su Leonor Fini il profumo che abbiamo creato per lei. Lei dice che da quando è ragazza ha sempre sentito gli angeli ed è sempre stata in contatto con loro. Lei è amministratore delegato di una grande azienda, per dire, però questo diciamo collegamento con ciò che non si vede, e l'angelo bianco, l'angioletto, gli arcangeli, ecco, i positivi, no? Però dopo c'è anche l'angelo nero, e l'angelo nero è il demonio, e non a caso nella mostra, permettetemi se divago, nella mostra di Leonor Fini lei veniva chiamata l'angelo nero, cioè esiste questa dicotomia. Roma, che è un tema affrontato attraverso gli angeli nel video, ci offre la positività di questa figura. Poi Rilke ha dato nella meravigliosa cornice di Duino un senso cosmico all'angelo, cioè collegandolo al tutto, e offrendo una poesia che non sempre è perfettamente chiara, talvolta è oscura, ma che comunque effettivamente rappresenta una innovazione e anche un collegamento col pensiero contemporaneo, dove la figura dell'angelo è estremamente, come accennavo prima, attuale. Dunque io penso che l'angelo, come è stato raffigurato nell'arte antica, per esempio, e poi nell'arte barocca da Bernini, appunto, in queste sue stupende scenografie tridimensionali, è l'angelo classico. Se pensiamo non solo agli angeli di Ponte Sant'Angelo, ma anche a quello meraviglioso che si protende verso Santa Teresa, no? A Santa Maria, nella chiesa di Santa Maria della Vittoria, dove c'è l'estasi di Santa Teresa lo guarda e lui ha come una freccia che potrebbe trafiggerla. Ecco, questo è l'angelo classico, ma poi c'è attualmente l'angelo dei nostri pensieri, che ci protegge. Ci sono delle teorie anche piuttosto conclamate per cui ognuno di noi ha un angelo che lo protegge, se non più angeli, e quindi c'è questo collegamento con ciò che non si vede, e molto spesso per esempio nel trattare l'arte o la poesia io ho percepito che tante volte è più reale ciò che non vediamo rispetto a quello che vediamo.
Amici del Duino Book, buongiorno, mi trovo a Roma, nella bellissima capitale della nostra bellissima Italia, e come vedete ho alle mie spalle il Castel Sant'Angelo. Oggi sono qui per raccontarvi le storie degli angeli, che sono i protagonisti di questa seconda parte del Duino Book. Nello specifico oggi parleremo degli angeli che si trovano sul Ponte Sant'Angelo, che sono stati realizzati da Bernini e che hanno ognuno di loro una storia da raccontare, quindi armatevi di un pochino di pazienza e sentite che cosa ho da raccontarvi. Allora, questo ponte divenne importante nel corso degli anni perché veniva percorso dai pellegrini che giungevano da ogni parte del mondo per andare a raggiungere prima la basilica costantiniana e poi quella che è diventata la basilica e poi dopo la basilica di San Pietro. Ok? Allora, sicuramente è importante ed è molto suggestiva per gli angeli che appunto potete vedere e che simboleggiano la passione di Cristo. Allora, innanzitutto sul ponte ci sono 10 statue di angeli diversi e camminare sul ponte è una sorta di cammino che fa pensare alla redenzione, okay? Appunto era un modo per invitare i pellegrini che attraversavano appunto il ponte per arrivare alla basilica di San Pietro dove ci sono le spoglie dell'Apostolo Pietro, okay? Era un modo per invitare appunto i pellegrini alla penitenza. Ma innanzitutto io prima vi ho detto, non so se anzi sì, l'ho detto sicuramente, che queste opere sono state realizzate dal Bernini e nel 1677 il Papa Clemente IX Rospigliosi chiede a Bernini di scolpire 10 statue diverse, okay, che appunto raccontino la passione del Cristo, ok? E acquista 10 tipi di marmi, che però non sono 10 blocchi di marmi, che però questa volta non sono della pietra di Aurisina. Il Bernini decide che avrebbe fatto scolpire le 10 statue da 8 le farà fare ai suoi collaboratori, mentre 2 le farà lui personalmente. Come finì questa storia? Finì che però le opere di Bernini furono talmente tanto belle che insomma venne deciso di non lasciarle qui sul ponte, ma di spostarle, ok? E di quindi posizionare qui sul ponte soltanto due copie, e le opere del Bernini oggi le possiamo trovare invece nella chiesa di Sant'Andrea delle Fratte. Allora, la prima coppia di angeli del ponte di Sant'Angelo sono stati realizzati da Morelli e da Antonio Raggi. Adesso ve li mostro. Ecco qui la seconda statua e praticamente mostra, per esempio questa qui vedete, i flagelli con cui è stato frustato Gesù, mentre qui a sinistra troviamo la colonna, ok, adesso, che si trova nel Vangelo di Matteo. La seconda coppia di angeli che troviamo, ok, rappresenta la corona di spine. Questa qui è stata la corona di spine, questo angelo qui è stato realizzato dal Bernini, e quindi questa qui è una coppia, la coppia di
Paolo Naldini, ok? Mentre qui a destra troviamo l'angelo che sostiene il velo della Veronica con impresso il sangue di Cristo. E venne scolpito da Cosimo Fancelli. La terza coppia di angeli invece tiene in mano i chiodi della crocifissione, adesso li mostro, e la tunica che i soldati si spartirono giocandosela a dadi, come appunto è raccontato nel Vangelo di Matteo. La quarta coppia di angeli, ok, rappresentano questa è la croce e questa qui invece è la scritta INRI che venne appunto messa sulla croce. Questa qui è l'opera di un'altra coppia perché inizialmente doveva essere quella del Bernini, ok, ed è quella di Cartari, mentre l'altra coppia, anzi l'altra statua, questa qui con la croce, è questa di Ercole Ferrata. La quinta e l'ultima coppia di angeli del Ponte Sant'Angelo mostra a sinistra la spugna imbevuta di aceto che i soldati porsero a Gesù per farlo bere. Vedete, questo qui sopra è la spugna, ok, intinsa nell'aceto, ok, mentre questa opera della spugna è di Giorgetti, mentre questo con la lancia, ok, con cui fu trafitto Gesù, è un'opera di Domenico Guidi. Ultimo angelo di cui parleremo oggi è l'angelo San Michele, che si trova appunto sopra la cupola del mausoleo di Castel Sant'Angelo. È un raffigurato, l'angelo di San Michele, che da una parte tiene la spada da una parte tiene la spada e dall'altra parte tiene il feretro. E insomma la domanda che si fanno tutti è se appunto sta appena estraendo la spada o la sta riponendo. È forse una delle statue più belle dell'angelo di San Michele. Godiamoci adesso un piccolo servizio fotografico. Eccoci qui, ci troviamo di fronte alla basilica di Andrea delle Fratte. Adesso entreremo a cercare i due originali delle statue del Bernini, come vi ho raccontato prima sul Ponte Sant'Angelo, e venite con me. Ecco, ci troviamo all'interno della basilica di Sant'Andrea delle Fratte e queste che voi vedete sono le due statue del Bernini, gli originali, che si trovano sul ponte di Castel Sant'Angelo. Per quanto riguarda il Castel Sant'Angelo e il ponte di Sant'Angelo, per oggi è tutto. Grazie per avermi seguito in questa mia avventura a Roma. Vi auguro una buona proseguimento di giornata e una buona visione sui nostri canali Duine Book.